Indagati dalla procura di Agrigento la madre di un bimbo di 4 anni e il suo compagno per maltrattamenti a minore, a Caltanissetta 2 quindicenni arrestate per tortura e sevizie a un ragazzo di 13 anni. Perché continua a essere chiusa la piscina comunale di Agrigento? A chiederlo al sindaco e il Codacons di Agrigento. Mare Amico e Mare Vivo intervengono sulla riserva di Punta Bianca, si continua a sparare, dicono, chiesta urgente audizione al presidente Schifani e a quello dell'Ars Calvagno. Entro il 30 aprile si dovrà presentare la richiesta per la rottamazione quater, nostra intervista al dottore Marchetta, commercialista, esperto in settore. Ricordati oggi a Sciacca il segretario della CGIL a Curso Miraglia, ucciso il 4 gennaio del 1947 dalla mafia. Oggi ultimo giorno per partecipare agli eventi a Siculiana, città degli sposi, per conoscere l'antico borgo di Calat. Lorenzo Curreri presenta i suoi libri a Cattolica Eraclea. Successo per il concerto di Capodanno, svoltosi al Circolo Empedocleo per i suoi 200 anni di fondazione. E benvenuti oggi al telegiornale di TV Notizie. Apriamo il nostro telegiornale con la notizia di una madre e un bambino di 4 anni e il suo compagno sono stati indagati dalla procura di Agrigento per maltrattamenti e lesioni nei confronti del piccolo che sarebbe stato colpito con un corpo contundente. Analogo caso successo anche a Caltanissetta, dove 2 quindicenni sono stati arrestati dai carabinieri di Caltanissetta con l'accusa di avere torturato e seviziato un 13enne il servizio. La madre di un bimbo di anni 4 e il suo compagno sono stati indagati dalla procura di Agrigento per maltrattamenti e lesioni nei confronti del piccolo che sarebbe stato colpito con un corpo contundente. Il bambino è arrivato in un ospedale di Catania con lesioni gravi alle dita e alle mani dei piedi e ai testicoli, presumibilmente prodotte da sigarette. I 2 adulti hanno ricevuto così un avviso di conclusione delle indagini preliminari, firmata dall'aggiunto Salvatore Vella. Il provvedimento è stato notificato dalla sezione della squadra mobile della questura di Agrigento, che si occupa dei reati contro la persona e ai danni di minorenni che hanno indagato sul caso. L'inchiesta è stata avviata dopo una segnalazione del personale medico dell'ospedale Garibaldi Nesina di Catania, dove il piccolo era stato trasferito e ricoverato d'urgenza per le gravi condizioni in cui versava. Le indagini della squadra mobile diretta da Giovanni Minardi sono state supportate da attività tecniche di intercettazioni ambientali e telefoniche e, secondo l'accusa, hanno permesso di svelare gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei 2 indagati. E un analogo caso è successo anche a Caltanissetta, dove 2 quindicenni sono stati arrestati dai carabinieri della città nissena con l'accusa di avere torturato e seviziato un 13enne. La vicenda a Caltanissetta risale allo scorso mese di settembre. I 2 avrebbero attirato con l'inganno all'interno di un garage del 13enne, legandogli le caviglie, i polsi e la bocca con un nastro da imballaggio. Lo avrebbero preso a schiaffi, umiliato con sputi a volto e minacciato con utensili e un coltello, oltre a versargli addosso olio per motori, minacciandogli di dargli fuoco. Dopo circa mezz'ora il 13enne sarebbe stato liberato, con l'ulteriore minaccia di morte qualora avesse rilevato quanto accaduto. I 2 sono stati trasferiti dai carabinieri in istituto penitenziario minorile. I reati ipotizzati nei loro confronti a vario titolo sono quelli di sequestro di persona, minaccia, lesioni aggravate e porto di oggetti atti a offendere. E passiamo alle notizie che riguardano il comune di Agrigento. Perché continua a essere chiusa la piscina comunale di Villa Seta? Questo è il quesito posto dal Codacons di Agrigento all'amministrazione comunale in merito alla sua mancata riapertura, dovuto per il Codacons all'acquisto di una nuova caldaia con una spesa di soli 60.000 euro il servizio. Perché continua a essere chiusa la piscina comunale di Villa Seta? A chiederlo è il Codacons di Agrigento, che afferma come
Abbiamo raccolto centinaia di lamentele e di segnalazioni da parte di agrigentini, empedoclini, siculanesi, gente da tutto l'Interland agrigentino ci ha contattati per sapere notizie e conoscere come mai la piscina comunale di Agrigento è chiusa. Dopo l'incontro con l'associazione che la gestisce dal 2016 e grazie a un bando pubblico, possiamo dire con certezza, afferma il Codacons, che il comune di Agrigento, il sindaco Miccichè, il suo vice e anche assessore al patrimonio non hanno voluto trovare pochi spiccioli da anticipare per fare ripartire una piscina che è diventata necessaria e utile agli utenti di ogni genere, ma più che necessaria per utenti colpiti da grave disabilità, utenti che hanno problemi di deambulare, utenti che hanno bisogno di effettuare sedute di riabilitazione varia e complessa. Non riaprirla, privandone l'uso a un'utenza provinciale non indifferente, è una gravità inaudita, e se questa va addebitata a un esborso di appena 60.000 euro, questo per il Codacons di Agrigento, che nella sua nota stampa afferma essere il danno per l'acquisto di una nuova caldaia, che sarebbero rientrate nelle casse comunali in appena 20 mesi circa, quando la stessa piscina, gestita in precedenza con personale comunale, costava almeno 500.000 euro. E Mare Amico e Mare Vivo intervengono sulla riserva di Punta Bianca istituita dalla Regione. Ancora lì si continua a sparare da parte dell'Esercito. Si chiede un'addizione urgente al Presidente della Regione Schifani, a quello dell'Ars Carvagno e all'assessore all'ambiente. Mare Amico e Mare Vivo intervengono sulla riserva di Punta Bianca già istituita dalla Regione, affermando come ancora lì si continua a sparare da parte dell'Esercito. Le due associazioni ambientaliste hanno così chiesto al Presidente Schifani e al Presidente dell'Ars e al Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari della Regione di essere ascoltati in Commissione per affermare i loro punti di vista in merito. Ricordiamo che recentemente si è anche svolto un interessante convegno alla Biblioteca La Rocca sul futuro della riserva, organizzato anche con la collaborazione del distretto turistico DMO Valle dei Templi, che ha visto la partecipazione del sindaco di Agrigento, dell'onorevole Giusy Savarino, già presidente della Commissione Ambiente, con la richiesta di passare alla fase attuativa dell'atto amministrativo sulla riserva. Ricordiamo altresì che Mare Vivo ha presentato nei mesi scorsi anche un esposto alla Procura della Repubblica di Agrigento, rilevando l'enorme numero di crateri e danni prodotti dall'esplosione degli ordigni bellici dell'Esercito, ma nonostante ciò le rassicurazioni avute si è tornato a sparare su di un territorio come quello di Punta Bianca, di Marna Bianca. Anche il movimento Nomos ha dato solidarietà a Mare Amico e Mare Vivo, schierandosi contro il poligono militare nella zona, e prossimamente organizzerà degli eventi di mobilitazione nel corso dell'anno 2023. Mare Vivo e Mare Amico continuano la loro battaglia contro le esercitazioni militari a Punta Bianca. A maggior ragione ora che la regione siciliana ha istituito una riserva in quei luoghi. Oggi abbiamo chiesto al Presidente della Regione e al Presidente dell'Assemblea regionale di essere sentiti insieme alla Commissione paritetica Regione-Esercito per rappresentare le nostre ragioni e le ragioni dei cittadini. Ovviamente questa attività comporta un inquinamento dei luoghi a terra e a mare, come documentato dalla Procura di Agrigento e dall'ARPA Sicilia. Ed entro il 30 aprile prossimo si dovrà presentare la richiesta per la rottamazione delle cartelle esattoriali inserite nella rottamazione quater del governo Meloni. In merito abbiamo sentito il parere dell'esperto commercialista, dottor Piero Marchetta. Dottore Marchetta, al via la rottamazione quater, ecco quali sono i punti più salienti che un contribuente deve seguire? È una legge di stabilità molto articolata in merito, perché vi sono diverse misure. Vi è una misura automatica che è la rottamazione automatica dei ruoli sino a 1.000 euro per i ruoli affidati al concessionario riscossione sino al 31 dicembre 2015. Questi ruoli saranno cancellati automaticamente dall'agente della riscossione, però a partire dal 31 marzo. Perché a partire dal 31 marzo? Perché non vengono contemplati tutte le cartelle, perché quelle di pertinenza, ad esempio dei comuni, occorre un'adesione del comune favorevole in questo senso.
C'è un automatismo in cui questi ruoli vengono cancellati senza bisogno che vi sia nessuna istanza da parte del contribuente. Per invece i ruoli che sono stati affidati, quindi per i debiti discendenti dal ruolo affidati sino al 30 giugno 2022, vi è la possibilità, questa è la cosiddetta rottamazione quater, di rottamare con metodologie molto simili a quella precedente, rottamare appunto questi ruoli facendo istanza entro il 30 aprile 2022. Le modalità ancora dovranno nel 2023 con modalità che ancora devono essere fissate, ma chiaramente vi deve essere un'adesione quantomeno telematica o adesione, ora vedremo le modalità che l'agente della riscossione fisserà. In questo caso tutti i ruoli che sono pendenti e che sono stati affidati sino al 30 giugno 2022 possono essere rottamati con un pagamento o in unica rata entro luglio 2023 oppure in 18 rate trimestrali. Ma non è qui che vi è la possibilità di fare pace con il fisco. Vi è la possibilità anche per gli avvisi bonari che le imprese o le persone fisiche hanno ricevuto e che ancora non sono scaduti, di poterle rateizzare sempre in 18 rate trimestrali con sanzioni che sono però dal 10% vanno al 3%. Poi vi è la possibilità per le imprese e per le persone fisiche anche di chiudere gli anni pregressi col pagamento di euro di 100, si coprono per le irregolarità formali che abbiano fatto le dichiarazioni. Vi è la possibilità pure di un ravvedimento speciale agevolato, nel senso che chi pensa di avere prodotto negli anni precedenti una dichiarazione infedele può ravvedersi pagando una sanzione agevolata veramente minima, e vi è la possibilità pure di chi in lite con il fisco di chiudere le liti pendenti con il fisco, sia se sono pendenti in primo, secondo grado o Cassazione, con metodologie e con interni diversi che poi è bene che il contribuente si faccia assistere appunto da una persona specializzata in questo senso. Un'ultima cosa, vi è la possibilità per gli avvisi che sono stati notificati dall'Agenzia delle Entrate entro fine anno, vi è la possibilità di una adesione agevolata agli avvisi di accertamento con una sanzione minima. Quindi sono tante le misure. Vi sarà ovviamente una grande attività di studio e di analisi da parte dei contribuenti, da parte dei professionisti che li assistono per verificare le diverse tipologie a cui ognuno può accedere. E la Fondazione Accurso Miraglia, la CGIL Agrigentina e il Comune di Sciacca hanno ricordato oggi il segretario della Camera del Lavoro di Sciacca, Accurso Miraglia, ucciso dalla mafia il 4 gennaio del 1947, il servizio. Ricordare non soltanto il sindacalista, ma anche l'uomo e l'imprenditore al servizio dei più deboli. Questo è l'obiettivo delle iniziative di oggi in memoria del sacrificio del seccense Accurso Miraglia, ucciso dalla mafia 76 anni fa. Moltissime le testimonianze che si sono alternate presso la Sala Blasco del Comune di Sciacca, alla presenza delle autorità comunali, dei vertici locali e regionali della CGIL, del segretario provinciale del PD Simone Di Paola, del capogruppo del PD all'Ars Michele Catanzaro e dell'onorevole Antonello Craculici, presidente della Commissione regionale antimafia. Ad organizzare le commemorazioni la Camera del Lavoro di Sciacca e la Fondazione presieduta da Nico Miraglia. Sì, è un giorno triste per noi, perché oggi è il 76° anniversario dell'assassinio di mio padre. Noi siamo qui, sono passati 76 anni, ma per noi, per Sciacca e anche per l'Italia, ora ti spiego perché, Accurso Miraglia è vivo. Ieri sera alla televisione, su Rai 2, nell'almanacco del giorno dopo hanno aperto dicendo: domani 4 gennaio ricorda l'assassinio di Accurso Miraglia, sindacalista siciliano, ucciso e che ancora non ha avuto un processo per condannare gli assassini. E questo ovviamente fa capire che Accurso Miraglia fa parte di tutta la storia d'Italia. Come l'anno scorso abbiamo dovuto purtroppo poi ringraziare, non più da vivo, il
Presidente della Comunità Europea, Davide Sassoli, che aveva scritto un articolo il 4 gennaio, pur stando male, per ricordare Accursio Miraglia. Il 4 gennaio si commemora, come sempre, il 76esimo quest'anno dell'uccisione di Miraglia, ucciso dalla mafia per avere tutelato i diritti dei lavoratori, per essere stato a capo di un popolo che ha saputo riscattare la loro, proprio in quel periodo, la propria capacità di riconoscere i diritti che vanno tutelati, e per questo ci si deve battere. Ma Miraglia non è solo quello che ha fatto la grande cavalcata con i 10.000, non è soltanto quello che ha aperto la prima Camera del Lavoro della Sicilia del dopoguerra. Miraglia è stato un uomo incredibile, è quello che a me farebbe piacere più di ogni altra cosa poter mettere in evidenza. Miraglia a 20 anni già viene assunto da una banca, a 21 la stessa banca lo manda a Milano, dove lui conosce un gruppo di anarchici, ne conosce, diciamo, ne apprezza e ne condivide le idee, e per questo si batte e fa le sue battaglie sociali per questo. Chiaramente è una ragione di rottura con la banca che lo licenzia, viene, fa l'imprenditore, apre un'attività di ittico-conservieri, apre un'attività di vendita di ferramenta, ma non solo, lui è anche uno che ristruttura l'orfanotrofio di Padre Arena per fare in modo di dare assistenza a questi orfani. Lui è una persona intanto di grande capacità e cultura, perché nessuno forse conosce le sue capacità, sapeva suonare il violino, dipingeva, ha scritto poesie. Il nostro dovere è ricordare i compagni caduti che hanno dato la vita per combattere la mafia, combattere la malavita, la criminalità, combattere la povertà. Oggi più che mai, dopo 76 anni, ancora stiamo a parlare di disuguaglianze, di povertà. Ecco, Miraglia, come ogni anno, ci ricorda che non bisogna mai abbassare la guardia rispetto a questi temi. La CGIL ne ha fatto un proprio credo, la lotta alla criminalità e alla mafia, perché abbiamo inserito nel nostro statuto la priorità rispetto a questo tema, e tutti i processi di mafia ci vedono sempre parte civile, e le risorse le destiniamo a quelle attività appunto proprie della lotta alla mafia. Opere pubbliche a Girgenti nella prima metà dell'Ottocento, questo è il tema dell'incontro che si è svolto presso l'aula Silvia Pellegrino del Libero Consorzio, che ha visto la partecipazione di Elio Di Bella, storico, del presidente dell'Ordine degli Architetti Lamendola, e di Paolo Licata, presidente del Club per l'UNESCO di Agrigento. Noi eravamo sul posto. Club per l'UNESCO inizia oggi questa iniziativa, questo interessante convegno con la collaborazione dell'Ordine degli Architetti sull'Agrigento nella metà degli anni 800. Sì, è il primo di 2 incontri tra terra e acqua che stiamo tenendo nel solco di Agenda 2030, l'agenda dell'UNESCO. L'incontro di questa sera è un'immersione nella nostra città dei primi anni, dei primi 50 anni dell'Ottocento, attraverso le opere pubbliche, ma anche una serie di aspetti sociologici, politici di quel tempo. Il secondo incontro sarà domani, quando tratteremo i temi della tutela del patrimonio subacqueo, e sarà anche quello estremamente interessante, perché reca degli aspetti di tutela del nostro patrimonio che purtroppo non abbiamo perfettamente, approfonditamente indagato. Elio Di Bella questa sera ci racconta una città che è povera ma che aveva grandi propositi, grandi speranze. Alcune di queste speranze ottemperate, seguite, realizzate, altre purtroppo no. Ecco, si è parlato anche di teatri, si è parlato nell'intervento del presidente Lamendola di una villa che purtroppo è andata poi distrutta per far posto ai palazzi di Via dei Casperi. Sì, e questa è stata una pagina brutta della nostra città, perché era un'opera pubblica di grande interesse, quella villa che aveva un gusto tra il neoclassico e il romantico, con giardini, acqua, fontane,
statue, bellissime piante. Si è scelto di fare una pianificazione errata con la costruzione di edifici pubblici ma anche di palazzi destinati a cooperative, perdendo un'identità estremamente importante della città e rincorrendo altre identità di altri luoghi nei quali si realizzavano alberghi, nei quali si realizzavano palazzi, quindi modelli che non erano presenti nella nostra città e che hanno finito per far perdere appunto un'identità complessa costituita da tutte le stratificazioni storiche che noi conosciamo. Ecco, dal passato in prospettiva futura cosa c'è da apprendere? Ma dal passato c'è da apprendere che le scelte vanno ponderate, le scelte vanno realizzate nel solco di una propria identità, le identità sono liquide, sono in trasformazione, ma le radici non bisogna mai dimenticarle, perché poi significa copiare altre soluzioni dal punto di vista urbanistico, della pianificazione, architettonico, ma anche sociologico, quindi come dire, realizzare qualcosa che non ci appartiene finisce per rendere le generazioni attuali e future distanti da una città che non riconoscono. Presidente, un interessante convegno sulle opere pubbliche nella metà dell'Ottocento, cui lei dà il suo contributo. Sì, l'Ordine è stato ben lieto di patrocinare questo evento che riteneva molto importante per ricordare la storia della nostra città, la città di Agrigento, e un'occasione anche per consolidare le radici culturali della nostra comunità. L'Ordine sarà sempre a supportare, incoraggiare, patrocinare iniziative del genere nella consapevolezza che non c'è futuro senza memoria del passato. Nella fattispecie oggi si parla dell'architettura, delle opere pubbliche realizzate nella prima metà dell'Ottocento e devo dire che con il mio intervento ho sottolineato il fatto che se dovessi esprimere il mio rammarico per la mancata tutela di un'opera pubblica costruita proprio in quel periodo, non avrei dubbio a indicare la Villa Garibaldi che è stata costruita proprio nel 1850 dai Borboni e dopo appena 100 anni, un secolo, è stata barbaramente distrutta per dare vita ai palazzi di Piazza Vittorio Emanuele, che oggi svettano in Piazza Vittorio Emanuele irrispettosi delle regole più elementari dell'architettura, del paesaggio, dell'urbanistica. Si parlava anche di teatri. Sì, si è parlato diciamo, dei vari tentativi di costruire i teatri falliti nell'Ottocento, ma poi che sono culminati con la realizzazione del nostro Teatro Pirandello. Ecco, quanto sono importanti iniziative come queste? Lo dicevo prima, sono importantissime perché sono importanti per consolidare l'identità della comunità argentina, le radici culturali, perché quando noi pensiamo di una città che cresce, deve essere una città che cresce nel ricordo e nella valorizzazione della memoria. Ampia la partecipazione avuta a Siculiana circa le manifestazioni natalizie organizzate dal Comune, circa la rievocazione storica intitolata Natale medievale a Calat in onore a Costanza e a Brancaleone Doria nella città degli sposi. Abbiamo seguito l'evento ieri. Sindaco, siamo alle battute finali, ancora qualche giorno, possiamo fare già un bilancio di queste manifestazioni natalizie organizzate dal Comune di Siculiana. Ma credo che siano state molto partecipate. Intanto abbiamo iniziato con l'albero della pace, i mercatini di Natale, la casa del Babbo Natale, ma le serate diciamo più partecipate, più riuscite sono sicuramente il Natale nel borgo di Calat. Una festa in onore di Costanza e Brancaleone Doria. Abbiamo voluto rivalutare ancora una volta il nostro centro storico con un percorso che fa rivivere per ambientazioni, per personaggi, un'epoca, il Medioevo, e quindi devo dire che è stato fino adesso un percorso molto apprezzato, ci sono le degustazioni e molte anche attrazioni artistiche.
È il segno della tradizione di Siculiana Città degli Sposi. Certo, perché noi diventiamo città degli sposi proprio grazie a questo matrimonio storico e al fatto che la leggenda racconta che i matrimoni celebrati nella Rocca di Siculiana sono fortunati e quindi benedetti. Ecco, una manifestazione che ha avuto parecchio riscontro a livello, diciamo, non solo di curiosità ma anche di gente che è venuta qui a Siculiana e che ha potuto apprezzare questi costumi antichi che ripropongono appunto la storia del castello e dei conti. Ma abbiamo voluto lanciare una proposta natalizia alternativa che coniugasse da un lato sicuramente la possibilità di visitare il borgo e dall'altro anche offrire ai nostri visitatori, voglio dire, uno scenario unico con l'intrattenimento e tutto il resto. Devo dire che davvero le persone hanno apprezzato e apprezzano e quindi per noi è, come dire, dare continuità ad un'iniziativa già intrapresa, rafforzata con il FAI, con le giornate FAI, e su questo fronte continueremo a lavorare perché comunque pensiamo che sia un'offerta turistica di qualità. Ecco, questa sera in particolare cosa succederà? Questa sera a breve apriremo questo percorso, quindi le persone potranno da un lato intrattenersi per vedere le danzatrici del fuoco, il taratatà, altri danzatori, altre attrazioni, ma potranno al contempo anche calarsi nella dimensione medievale attraverso i vari personaggi e le postazioni. Abbiamo la via dei misteri, abbiamo la via dei mercanti, abbiamo diverse postazioni per far rivivere un attimo quello che è un'epoca alla quale Siculiana è legata. Sentiamo un profumo ottimo. Credo che il profumo sia ottimo, tra l'altro c'è anche l'erborista che farà conoscere le essenze nostre del territorio. Fino a quando è possibile, diciamo, partecipare agli eventi? L'ultima serata sarà il giorno 4, quindi dalle 18:30 alle 21:30. Come sarà il 2023 per il presidente di Sicindustria? Buongiorno. Presidente, la provincia di Trapani si attesta alla quinta provincia d'Italia come numero di percettori del reddito di cittadinanza. Questo cosa significa? Che non siamo stati bravi a trasmettere ai nostri figli, a parte le difficoltà nel trovare lavoro nel meridione, ma cosa significa? Che non siamo stati bravi a trasmettere ai nostri figli nel scommettersi su di loro? Ma veda, quando in una provincia come la nostra ci sono più percettori del reddito di cittadinanza che imprese iscritte alla Camera di Commercio, questo dovrebbe far riflettere tanto. Probabilmente anche un po' questi numeri sono figli di una cultura più rivolta ad un pubblico impiego, al meno propensione all'imprenditorialità, all'artigianato, avviare un'attività in proprio. Mi auguro, perché ogni giorno ascolto colleghi imprenditori, artigiani, industriali, e in effetti il problema del reperire gente che abbia competenze, sono stati alcuni settori, in particolar modo l'edilizia, ma non solo, che sono state nel 2022 in grande crescita, in grande spolvero, serviva lì tanto personale con competenze specifiche, purtroppo non se ne trovavano.
era difficile, era complicato, motivo per cui oggi trovare anche una piccola impresa edile è pressoché impossibile. Detto questo, so che stanno mettendo mano a livello nazionale questa norma, che mi auguro possa andare verso la direzione di aiutare realmente chi ha di bisogno e chi invece è nelle condizioni di poter lavorare, magari con appropriati corsi specifici possa ritornare al lavoro o quantomeno impararne un altro, ma scendere immediatamente in campo. Quando avete ospitato nel tour siciliano il leader nazionale Bonomi, che Sicilia ha fotografato, che Sicilia ha accolto come impressioni? Il mio intendimento era quello di fargli conoscere una Sicilia differente rispetto a quella che viene a volte raccontata, e quindi una Sicilia fatta con tutte le sue difficoltà e contraddizioni, fatta anche di imprenditori, di bei posti da visitare, da vedere, fatte di cultura millenaria, di paesaggi naturalistici, e soprattutto fargli vedere che esistono delle bellissime realtà. Abbiamo girato nei fatti tutta la Sicilia, o quasi tutta, ed è rimasto favorevolmente impressionato, ma anche dai racconti della gente, degli imprenditori che hanno in qualche modo esplicitato come hanno creato le loro attività, in alcuni casi le hanno ereditate, altri ancora sono partiti da zero, ma soprattutto si è reso conto che fare impresa in Sicilia è assai complicato rispetto a farlo in Lombardia o in Emilia Romagna, e che in qualche modo, come spesso dice lui, fare l'imprenditore in Sicilia nel mezzogiorno deve essere in qualche modo un eroe. Presidente, ci vuole più coraggio a restare o ci vuole più coraggio a fuggire da questa nostra provincia di Trapani? Questa è una bella domanda. Francamente non lo so, secondo me è anche una propensione al rischio, un aspetto caratteriale che influenza questi due tipi di scelte. Chi decide di rimanere qui a fare qualsiasi tipo di lavoro, l'imprenditore, il professionista, più l'artigiano o anche l'impiegato, sa che qui è tutto molto più complicato, tutto molto più difficile, che ci servirà più tempo, serviranno più competenze per poter in qualche modo riuscire a competere. Altrove è tutto più facile, dai collegamenti ai trasporti, ma anche banalmente alla rete internet, che è molto più veloce rispetto a noi. C'è un altro male che attanaglia quest'isola e di cui spesso parliamo, però non riusciamo a trovare soluzione. Adesso abbiamo avviato un'interlocuzione col Presidente Schifani e questo male si chiama burocrazia, tutto quello che ferma progetti di sviluppo importanti per la Sicilia, che riguardano anche delle multinazionali, e ci auguriamo anche questo. La burocrazia esiste in ogni dove, è un po' figlio è un vizio italico, però più scendiamo a sud, e quindi la Sicilia può essere in qualche modo l'epicentro, più le cose diventano complicate e difficili. L'impiegato è convinto che il proprio ufficio sia un principato all'interno di un alveare di staterelli. Ma questo è un pezzo del problema, c'è anche un atteggiamento anti-impresa, c'è purtroppo anche il fatto che c'è gente che è molto meno competente rispetto altrove, c'è un continuo legiferare, ci sono dipendenti pubblici che sono alle porte delle pensioni e che andarli a formare è complicato, c'è un blocco delle assunzioni, un turnover che è fermo da anni, quindi un insieme di cose che chiaramente complicano le questioni. Al netto dell'aspetto economico, e mi auguro, faccio un augurio a tutti quelli che ogni giorno si alzano per alzare metaforicamente la saracinesca e affrontare una dura giornata piena di problemi. L'augurio è più in generale ad una Sicilia che mi auguro nel 2023 prenda finalmente il volo. Bene, diamo ora la linea alla regia per gli spot pubblicitari. Positivo il riscontro avuto dalla delegazione di Mare Vivo Sciacca per la pulizia della tonnara fatta lo scorso 3 gennaio. Si sono raccolti 45 sacchi di rifiuti corrispondenti a circa 330 kg di scarti. Si è svolta la prima pulizia della spiaggia dell'anno 2023 a cura della delegazione regionale Sicilia di Mare Vivo Onlus. I volontari, insieme ad altri volenterosi concittadini, hanno accolto l'invito effettuando la pulizia della spiaggia della tonnara di Sciacca, raccogliendo ben 45 sacchi di rifiuti corrispondenti a oltre 330 kg.
Tale dato è stato calcolato effettuando un campionamento secondo il protocollo dettato da Ocean Conservancy. Da tale studio si è accertato la composizione dei 45 sacchi, 10 sacchi di polistirolo, 10 di plastica, 6 di bottiglie di plastica, 5 indifferenziata, 1 di plastica, solo tappi però, 2 sacchi di vetro e 1 di carta. E poi un materasso, una grossa cima e 4 pneumatici e metalli vari usati. Una composizione che resta costante per questo tratto di spiaggia che ancora una volta ci riporta all'attenzione della grande emergenza del polistirolo che necessita una sostituzione nell'immediato con altro materiale meno sfaldabile e pericoloso per la fauna del mare. Grande è stata la partecipazione dei volontari provenienti da tutta la provincia come Agrigento, Montallegro, Porto Empedocle, Siculiana, Ribera, Santa Margherita del Belice e perfino 2 turisti tedeschi che si sono uniti al gruppo per fare qualcosa di concreto per la città che li sta ospitando. Un grande amore insomma per l'ambiente, testimoniato dalla presenza anche di Daniela Pizzuto della struttura della Tornara di Sciacca che ha supportato logisticamente l'evento. Presenti anche alcuni studenti dell'Istituto Amato Vetrano che quest'anno hanno adottato la spiaggia nell'ambito di un progetto nazionale denominato Adotta una spiaggia. Negli altri mesi gli studenti dell'Istituto Saccense prenderanno insieme a Mare Vivo questo tratto di spiaggia e ne trarranno uno studio scientifico che ha preso il via nella giornata stessa. L'iniziativa ha visto la collaborazione del Comune di Sciacca. Un nuovo anno ha preso anche il via dando buoni propositi fatti alla fine dello scorso anno, volti a una maggiore salvaguardia della costa, conseguentemente del mare. Buoni propositi che Mare Vivo suggerisce anche alle comunità locali, poiché solo con l'impegno di tutti si può cambiare lo stato delle cose. E lo scrittore Lorenzo Gurrieri ha presentato i suoi 2 libri a Cattolica Eraclea, ampia la partecipazione all'evento culturale, così come avvenuto per le altre manifestazioni natalizie che il Comune di Cattolica ha organizzato. Questa presentazione è avvenuta un po' in ritardo a causa appunto della pandemia. Comunque era doverosa perché tanti amici mi hanno richiesto ma quei libri dove sono, eccetera, eccetera. Spero che riusciranno ad essere graditi ai lettori e agli amici. Il titolo del primo libro è Il paese delle vedove bianche, del secondo La mia bella nave. Il filo conduttore comune sono 2, diciamo così. Il primo, la conoscenza delle varie regioni d'Italia e constatare la malavita e la vita sociale delle singole regioni. Il primo tratta della Sicilia, il secondo tratta della Campania e il terzo tratterà del Milanese e di Roma. E il ritorno poi di questa figura del maresciallo Augusto Caruso, che è quello che lega tutte le vicende, è come un reporter, diciamo così, che gira l'Italia per servizio e quindi viene a conoscenza di tutte queste cose. È andato a rappresentare il risveglio culturale che deve e c'è in questo comune che già ha una tradizione culturale piuttosto ampia. Il professore Gurrieri è uno della vecchia generazione, però è un nuovo perché sempre si ripropone ai giovani specialmente per poter dare uno stimolo in più alla cultura e al sapere. I 2 volumi, ecco, sono uno complementare dell'altro e nello stesso tempo io credo, dopo le letture che ho fatto, le letture ampie e attente che ho fatto, ritengo che si possono riportare e in teatro con un'edizione adeguata e avranno sicuramente un seguito con altri volumi o con altre pubblicazioni, quindi perché i romanzi rappresentano storie nostre che ci appartengono e che sono nuove e antiche ad un tempo, cioè riprendono la tradizione e la realtà e del mondo, tra l'altro la questione femminile che viene sempre la questione dell'emigrazione, nelle famiglie dimezzate, ecco, questo sarò a indicare per queste famiglie dimezzate il significato delle vedove bianche, il significato anche dell'abbandono che lo Stato italiano in genere
ha interpretato nei confronti e ha messo in atto nei confronti di queste persone, di queste famiglie separate, perché nessuno si è curato di dare un aiuto anche economico oltre che psicologico alle mogli che ristavano sole qua, quando in verità non era possibile portare le donne al seguito nell'emigrazione locale specialmente. Ora fortunatamente è cambiato tanto, però non possiamo dimenticare la nostra storia e le nostre tradizioni. Ci sono state diverse iniziative culturali, questa è la quarta, ci sono state anche diverse iniziative come il Presepe Vivente ed altre. Cerchiamo di fare il più possibile per una comunità. La soddisfazione è quella quando gente lavora per un territorio, bolla di conoscenze, sono arrivati diversi pullman, questo dobbiamo essere grati, e in cui al di fuori di venire a vedere il Presepe Vivente sono andato a Villa Paradiso a vedere i cortili restaurati, questo ci onora tutta la comunità. Dobbiamo cercare di valorizzare un territorio, stiamo lavorando a 360 gradi, Ninoa che dovrebbe essere l'anello trainante di Cattolica, e stiamo cercando di fare il più possibile. L'unico obiettivo che ci rimane fortemente che è andare a realizzare un museo a Cattolica del Rea, collegandolo con... E sentiamo ora le anticipazioni per l'anno in corso del primo cittadino di Marsala, onorevole Massimo Grillo. È un'esperienza faticosa, un'esperienza legata anche alle incertezze della pandemia, alle incertezze della guerra, ci hanno anche fatto preoccupare. In tutto questo abbiamo trovato grande conforto nelle istituzioni e devo dire in maniera particolare nell'essere dentro la famiglia europea. Oggi, grazie all'Europa, anche la nostra città, con l'apporto, l'impegno straordinario di alcuni nostri dirigenti e uffici, ci hanno consentito di raggiungere degli obiettivi strategici significativi. Basti pensare la ricaduta che avrà nella nostra città un investimento per oltre 22 milioni di euro solo legato al PNRR e ai finanziamenti dell'Europa. Penso a tutto quello che riguarda la rigenerazione di Salinella, questo grande parco della nostra città che sarà riqualificato e attrezzato, arredato per rendere Marsala sempre più una città turistica assieme al lungomare Mediterraneo, al waterfront che andrà oltre il periodo, il tempo, il percorso della Florio. Penso agli interventi che riguardano i 90 milioni di euro per Siciliacque che ci libereranno dal rischio, dalla preoccupazione, dall'insidia di rimanere senza questa importante risorsa idrica nella nostra città. Penso alla struttura, all'impianto, il nuovo impianto sportivo in periferia di Scacciaiazzo. Se non avessimo presentato questo progetto legato al nuovo impianto sportivo in quella zona periferica, avremmo perduto un'opportunità che ci veniva ancora data dall'Europa. Poi penso a tutto quello che riguarda il sociale. Bene, per il sociale 5 milioni di euro per poter finalmente avere la riqualificazione, la ristrutturazione, l'ammodernamento, il recupero di Villa Damiani con un progetto sul dopo di noi, o dell'IPAB Giovanni XXIII, la nota casa di riposo da tanti anni chiusa. Ecco, tutta una serie di servizi importanti per il sociale che ci consentono di poter veramente guardare al 2023 con una speranza diversa. Siamo riusciti a mettere ordine puntando alla riorganizzazione della macchina amministrativa, essere riusciti ad avviare le procedure per l'assunzione dei dirigenti, degli amministrativi, dei tecnici ci consentirà di guardare finalmente al 2023 con una spinta, con una capacità organizzativa, con una velocità che permetterà alla mia amministrazione di avviare finalmente la seconda fase del mio impegno. Una seconda fase dove sarò attorniato dalla gente, dai cittadini, perché uscirò di più da questo palazzo per ascoltare e perché l'anno 2023 per me metterà al centro un termine, una parola: insieme. Con voi comincerò questa seconda fase puntando ai servizi tanto richiesti legittimamente, penso ai rifiuti, penso al servizio idrico, all'illuminazione, alla manutenzione delle strade. Dovremo fare delle scelte importanti, ma le faremo insieme, questo è il mio impegno, ma di farle insieme.
Concerto di Capodanno ieri al Circolo Empedocleo di Agrigento, che ha visto un ampio e partecipato pubblico presente, apprezzati i canti di Giulia Alletto, mezzosoprano, di Alfonso Zambuto, tenore, accompagnati dal pianoforte dal maestro Salvatore Galanti, che hanno eseguito testi e musiche classici di Rossini, Verdi, Bizet e Puccini. L'evento, organizzato dal Circolo Empedocleo, che per l'occasione ha voluto ricordare le origini del circolo risalenti alla sua fondazione, avvenuta circa 200 anni fa. Concerto di Capodanno ieri al Circolo Empedocleo di Agrigento, che ha visto un ampio e partecipato pubblico presente, apprezzati i canti di Giulia Alletto, mezzosoprano, di Alfonso Zambuto, tenore, accompagnati al pianoforte dal maestro Salvatore Galante, che hanno eseguito musiche e testi classici di Rossini, Verdi, Bizet, Puccini. Al concerto ha dato anche il suo saluto il sindaco di Agrigento Miccichè, presente per l'occasione l'assessore Ciulla, il commissario del Libero Consorzio Sanso, la dirigente scolastica del liceo classico Empedoclegatto. L'evento è stato organizzato dal Circolo Empedocleo, che per l'occasione ha voluto anche ricordare le origini del circolo risalenti alla sua fondazione avvenuta circa 200 anni fa. Che bella cosa una giornata
E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni augurandovi una buona giornata.